Si chiama ingorgo fiscale, peserà tra giugno e luglio sulle spalle di famiglie, aziende e piccole imprese. Sono 29 scadenze e si teme che non tutti in Veneto riusciranno ad onorarle. Le più importanti, IRPEF, IRES, la prima rata dell'IMU, la Tasi e in molti comuni anche la rata dell'asporto rifiuti. A giugno inoltre dovranno essere pagati i contributi previdenziali e l'IVA trimestrale. E così in Veneto 3.407 aziende hanno già aderito all'esenzione fiscale totale lanciata dalla delegazione dei 10, organo della Repubblica Veneta uscito dal referendum di indipendenza lanciato da plebiscito.eu nel marzo scorso. Sono aziende decise a non pagare più le tasse allo Stato italiano e altre 93.000 sarebbero pronte, secondo i promotori, in modo spontaneo a non versare l'IVA questo mese. Per lo Stato significherebbe in totale 144 milioni di introiti in meno a maggio, oltre 1 miliardo nell'arco dell'intero 2014. Gli imprenditori non si devono preoccupare perché comunque il tutto viene fatto secondo la legge, c'è una casistica e delle norme che prevedono tutta una serie di azioni, di avvisi bonari e poi di altre modalità di pagamento che tutto sommato fanno ricadere questa fattispecie in una forma di fatto di finanziamento. E un esempio di evasore veneto di questo tipo c'è già dal 2008. È un imprenditore edile di Vigonovo, venetista convinto, che da quella data ha scelto di non pagare più le tasse allo Stato italiano e che anzi chiede la restituzione di oltre 500 milioni versati. Ben diversa invece la posizione delle associazioni di categoria, ad esempio camere di commercio, industriali o artigiani, pur confermando che con la crisi sono aumentati gli associati disposti a loro rischio e pericolo a fare obiezione fiscale, come racconta il presidente degli artigiani di Padova Roberto Boschetto, e comprendendo le ragioni del profondo disagio, nessuna associazione è però disposta a favorire comportamenti che infrangono la legge. Da Treviso si chiede di avere fiducia nel governo, il risparmio sulla spesa pubblica servirà ad abbassare le tasse. Capisco queste cose, però francamente dobbiamo, credo, avere un po' di pazienza sperando che questa spending review di cui il Presidente del Consiglio parla ormai da molti mesi possa sinceramente prendere a essere operativa. Io penso che su 840 miliardi di spesa pubblica sia assolutamente ragionevole riuscire a tagliarne almeno 150.